Incomincio a sognare, sogna una festa manna, con tanta gente intorno, chi d'incanto si pesava chi d'incanto si pesava a passo, ha giovato gamino, senza mai sapere canto ne dovevo va. Mai mi è giunta a cabo di voler contare di che mi bonivo a cola. La gana macca di gorri mi guava rosito dell'ultima basata. E a passo mi so gaudo lento e il casido da gamino vato in una bunta vintosa. Avevamo magato a pensare che lo vento dell'anni ero buffa s'ha pigliato la terra che avevo sotto a ribidi. Contro a questo vento non v'è nulla da fare. Quando iompi alla cima non v'è altro che salutare. Allora si diceva a pesare o babbo, a pesare o zio, a pesare un parente. E io avevo un zio, era fratello di una persona famosa, primario e fondatore del Policlinico Sassarese, un finanziere, Cicitto Pietri. Da questo Cicitto era marito di una mezzia sorella di mamma. Sono nato in tutte le famiglie per stato un Cicitto. E io, essendo zia giunti dal 36, una sorella di mamma e un fratello di babbo a fare i barconi alla Marina di Sosso, poi ero 43, la sorella di mamma ha voluto che io ne fossi aiuto guerri. E così sono stato sempre guerri e sono rimasto sempre in Sosso. La fame, in quanto noi eravamo una famiglia numerosa, mio padre richiamato sotto le armi, era in periodo fascista, un po' tribolato, però è stata anche un po' questa la spinta che mia zia ha chiesto di farmene venire con loro e così c'era un peso in meno per la famiglia. E così è stato. E da lì è iniziata la mia vita di pastorello in un ambiente anche sereno, perché alla Marina di Sorso eravamo soltanto noi pastori. Un'estensione abbastanza valida, molto spaziosa, un posto che non dava nostalgia in quanto c'era il mare, c'era un po' di attrazione, anche se la vita era un po' travagliata, il freddo, però c'era l'estate che qui allora non erano 3 mesi ma erano 6 mesi l'estate, quindi la spiaggia non era affollata come la è adesso e io mi trovavo a dividere la spiaggia soltanto con me.
E poi sono venuti gli anni della crescita e di uscire anche fuori dalla marina, ma non lontano, dove la vita era ancora più tribolata, in quanto la vita dietro le bestie, dietro le pecore, è una vita da cane. C'è poco da realizzare persino, e poco da divertirsi. Però quando la persona da piccola cresce in un ambiente ci si fa, ci si cresce, come si dice, si fa le ossa. E io purtroppo le ossa me le sono fatte, facendo chilometri in lungo e in largo della marina. Poi succede che in una famiglia di pastori il più piccolo è quello sempre destinato a portare il gregge, no? non affiliato, ma quello senza frutto. E a Sorso i pastori allora erano parecchi, molti, erano pastori con 30 pecore, 40 pecore, mentre noi superavamo le 150. E per non avere i montoni che potevano fare danno nei piccoli grigi, allora i montoni li portavano da noi. Nel 45, ricordo, avevo 47 montoni che mi facevano tribolare la vita, perché da quando uscivano dalla Mandria, dall'Ovile, dalla Gasina, prendevano la spiaggia da Ripuio sino a Platamona, correvano come dannati, e finché non arrivavano al limite, allora si girava all'interno e ci si riposava. Ma per giunta a guidare le pecore i pastori sono abituati con la pietra, e nella marina trovare una pietra è un miracolo. E quindi ci si sono fatte le ossa lì, e poi sono venuti gli anni di uscire anche dalla vita pastorale, passare all'orto. Ho fatto 9 anni poi di orto a Sassari, dall'aprile 57 sino all'ottobre 64. E in mezzo a rimani o macchini, se vorremmo, perché i macchini avevo l'idea, rimani sono come di giorni, uno se ne vuole un altro. Io negli anni 60 scrivia come paroliere in italiano, e a causa di questa passione mi ero buttato alla musica, mi sono entrato in un giro della musica, ho sbagliato lezioni di fisarmonica. E così da poi è successo che per fare compagnia suonava, mi insegnava, visto che Giampaolo Cicco, dando a professore di musica, era passato a fare i cori serali, e allora tutti gli amici che suonavano si sono iscritti a fare i cori serali. E era più che altro un concerto bassonato, vai a un pari. Ma poi è subentrata, come ti ho detto, la mania della Germania, e si è davvero stata guizzata la mania della musica. E una volta passata non l'ho ripigliata più.
volendo fare l'esperienza di scifura, e noi, come Dante, sono andati a chi non era il travaglio. Io sono andato dal travaglio, ho lasciato il travaglio, ma volevo fare un'esperienza nuova. Una volta fatta l'esperienza, ho visto che da questa base, da noi, era già bene pure il sistema del travaglio, la gente era fuggendo dal lusso, come fuggendo dalle campagne per la zona industriale. C'erano travagli diversi, allora era un tempo che di fame non si moriva, negli anni 60 non era così mattagno come si dice, un tempo era abbastanza aggiambato. E quindi mi ho fatto all'incirca 20 mesi fuori. Specialmente l'esperienza della Germania è stata un'esperienza abbastanza positiva e che non si dimenticcheggia. Quando si esce in un altro ambiente, lontano da casa, la guerra è più dura, adattarsi all'ambiente, adattarsi al travaglio. E combattì un po' con la nostalgia, noi sardi forse più del resto degli italiani intendiamo alla sanadia, come si dice, la nadia, e siamo troppo legati alla terra nostra. Però l'esperienza è sempre valida perché si conosce innanzitutto dei travagli che non avevamo mai visto, e vediamo dei facce che non avevamo mai visto. L'azienda che travagliavo io era gente di 25 nazioni, e quindi ne ho visto dal giapponese all'africano, all'egiziano, all'arabo, di diverse zone. E questa è stata un'esperienza positiva. Un'esperienza positiva è stato un travaglio che lì la gente si lamenta a maro freddo, io travagliavo in Lugano, era 42 e 43 gradi, e lì si travagliava in canottiera e in pantaloni grossi. E non era manco così poco facile, perché si trattava di fonderia di Predo, in Niro Predo è sempre fluido, e il vorrero a 2 metri, il sviluppeggia nel Lugano come taglio detto, e quindi lo sudore. Però il travaglio non era un travaglio pulito, era un travaglio civile, l'avevo abbigliato a passione e mi è riuscito di imparare fino all'estero. Quindi è un'esperienza che non si dimentica mai. Poi l'ambiente si è allagato come agli italiani, ai sardi, che in un rapazzo che era io, di sardi erano quasi tutti sardi, e passi di spagnoli. Forse erano quelli che erano più abituati al gas, e quindi erano attemperati ai tempi gasi, montagnini della Barbagia, di Nuarese. Mi è rimasto, mi dà come un ammento fisso, e sono arrivato a mezzanotte, quando sono arrivato alla Luggia erano destinati, ho visto una faccia sinnaresa, in mezzo a tanti, in un salone di intrattenimento, ho visto una faccia sinnaresa. E mi sono avvicinato e me ne ha presentato un altro. E io ho conosciuto tutti gli altri. Ma devo dire che ci siamo avuti tutti, pagando la bussia di diritto e pagando la bussia stata dalla tragedia del fascismo. Lui mi è stato trattato bene, anzi, che trattava male, non è proprio chi si dava base nostra, che rompia l'anima e che si facevano vedere, proprio gli italiani, a danno dei figli. Quindi avevano bisogno di persone, di gente, tant'è che venivano appunto da tutta la base del mondo. Però io mi sono gaudato bene, mi sono stato trattato bene. E quando me ne sono andato, la prima cosa che mi hanno detto: se torni in Germania tu devi venire ai noghi, non devi andare a solo. Evidentemente non so come si criticano, come si pensava,
sono gente che hanno coscienza e sanno cosa è trattare, sapere trattare la gente. Toccare a UE che ha poverito in sos racassos ha poruggiato l'acanas e sordas devora pompiende a oglio isparto proider sa fortunedda mia. Non fio a sasola in soro e sereno, suerende corzo e ossos, a tromadas che a mie han frimmo bassos e pessos, l'assende a sos ventos boves de vius arriscos. Ficurrindes anno de su 60 zese, e in medas jubileini, America, 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 e gaidun che in chelos e mares e pesseguinde veleas più niedas dessas mias. Comon de queren torrare, pius de canto in da barrat, con sapito de aganzare a corro su bonuvalo, como circadores de oro no ischin pius ue circare. Su Deus americano ad accabado sas dodas destrinare, e isa luna da isubut alleado attera filava. Come non zubiran pius America, America, America. Pare che vinza scue han perdido sas gracias, como si vompio, se vesto, e non si banda e mundo, paccas lanzas in totue. Andare dove? Come un poveraccio nella miseria ho attraversato confini e terre straniere, scrutando con occhio attento per trovare la mia piccola fortuna. Non ero solo sulle sponde del Reno a sudare il vestito e le ossa. Attorno a me come me hanno formato passi e pensieri, lasciando disperdere al vento voci di rischi peggiori. Correva l'anno 66 e in molti inneggiavano America, 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 e così solcavano cieli e mari inseguendo affanni più neri dei miei. Ora ne vogliono venire via più di quanti ne rimangono, con la speranza di afferrare per le corna la buona sorte. Ora i cercatori d'oro non sanno più dove cercare. Il Dio americano ha esaurito i doni da regalare e la luna dal pozzo ha preso un'altra strada. Ora gridano più America, America. Sembra che anche laggiù abbiano esaurito il ben di Dio. Ora, se osservo, vedo in ogni angolo del mondo vacche magre ovunque. Poi la nostalgia è cominciata a musicarmi, sapendo che il travaglio non mancava, e ho provato a rientrare. E non vi è stata difficoltà, il travaglio l'ha già avuto, il travaglio zero. Un periodo, in questo periodo si era sviluppato il travaglio abbastanza facile per agattarlo e per lavorare, non era difficile. Tanto era lì il comienzo dell'asilo, la società resine, appunto si qualcuno diceva società italiana rincoglioniti, però la gente ha avuto il travaglio e si è difesa e se ne è fatto a casa. Però aveva abbigliato la maniera di scrivere, l'aveva ancora dalla prima di andare in Germania. Quando sono andato a imparare la musica era proprio curicoppo di poter fare la musica, per adattarmi, mi veniva difficile fare un paroliere in occhi e mandare gli elaborati a collaborare con i del continente, era un disagio. Era una collaborazione senza conoscersi e senza vedersi.
hanno visto che mi ha impinto a entrare nella musica, ma da voi, come ti ho detto, la mania di uscire, la mania di vedere, non era un'avventura, no, era per vedere che cosa che poteva lasciare un segno, la coscienza e la mente, insomma, dov'è. E così si è giunto il tempo della pensione, si è giunto il tempo della cultura, vedendo che in Sardegna i libri letterari nascevano come con me, ho provato a entrarvi. Sono entrato pure con profitto, così per 30 anni, dallo 78, ho seguito e mi ha dato delle soddisfazioni che non me ne immaginavo nemmeno. Un profitto pensato, non un profitto di denaro, ma un profitto di meriti, di riconoscimenti. Che in 30 anni che ho scritto sono arrivato a 230 meriti, quindi qualche cosa l'ho fatta. Incomincio a sognare, sogna una festa manna, con tanta gente intorno, chi d'incanto si pesava da, chi d'incanto. Ed io vi dorro, a dippetto, di che fuggi dal passato feu e dai sogni mossi, e io, che un dannato, torro rammenti. E a ricosare di me, menghi e di poco bricio, voglio durare, pai poco, voglio rivisitare le dai che mi ha fatto cura. E ricassia greva che no figurava in faccia. Ed io dando notti mia, né troni e né lampi, e no vera inverno a fammi a succunà. E non mi fada lo tempo, chiddo che m'ha domato, quando ero di domani, ma voglio ancora garignare i miei bovari pratesi. Così torro a rammenti di quando l'eva piuana farava netta e sana dagli intragni di un zio. Su tempos e dissipato a babbos e fisos appartendos a più herencias e nemmeno as concas de ciencias con sos inventos posto alimpizos. E ad ingurto murallas antigas fraigadas a pedras basaltinas que como son que pagas moredinas que amostran e vías asistidas. Su tempos iscritto a sos granitos che si viden in sos salzos dai addae. Prodroveire questa forza grae, sumine, circa galus os impitos. E anda tapulende, chi resessiri a bincher calchierano, ma su tempos sempre più tirano, donzora riaddato, sicca slende. In si spera e che romper atteso si franghe finzamentas
da sos bentos, a modo che adrassare sos chimentos, sos che han fatto a quintos l'anabriso. Nacchi su tempus las cunzas sas feridas, che arriu a birini i susinu, ma in tempus addae che bighinu sas peusu a barrada sono abertas. Non vale nulla su buonu pensieri ghiadu a mannu sapiore. Da casa semper e sidus vinchitore e a issu su mezzus mistieri, giusticiri. L'uomo si mette a combattere col tempo, ma non c'è verso. Abbiamo ardure che cresce a reu, a quel diretto vinzas a Deu, chi sia dei noi si su mantesu, prova che il domo anche sta tesu, e sia su logu ben nascido, sa forza manna chi l'ha fiorito. Chi sia dei noi si su mantesu, prova che il domo anche sta tesu, e sia su logu ben nascido, sa forza manna chi l'ha fiorito. E abbiamo salvo e che cresca il rio, a quel diretto vinzas a Deus, mas ya tan luto e sena padrones, visto dai dotto a mille colores, e senza sfronzas che in ramo manos, sa virano a plus de gentanos. Mas ya tan luto e sena padrones, visto dai dotto a mille colores, e senza sfronzas che in ramo manos, sa virano a plus de gentanos. E abbiamo ardure che cresca a reu, artu diretto vinzas a Deu, chi sia da noi si su mantesu, prova che il domo a chi sta attesu, e sia su logu ben nascido, sa forza manna chi l'ha fiorito, ma sia talluto e se n'ha padrones, visto dai rotto a mille colores, e sia sa frunzas che in ramo in mano, sa fidano a prus de gentanos. Ma sia talluto e se n'ha padrones, visto dai rotto a mille colores, e sia sa frunzas che in ramo in mano,